bravo, bravo, 20 anni che era là del lavoro. Guarda che gatto qua. Un dolore profondo ma composto, accompagnato per le vie di Cessalto il feretro di Dritan Mekaj, l'operaio 43enne morto alla Corvezzo Vaineri 10 giorni fa. Fatali le esalazioni di una cisterna per il vino che l'uomo stava manutentando, fatti sui quali sta indagando la procura con Spisal e carabinieri sotto inchiesta per omicidio colposo i titolari dell'azienda dove Dritan lavorava da quasi 20 anni. Anche loro presenti alla cerimonia, prima la benedizione nella chiesa parrocchiale, poi per la tumulazione al cimitero. Questa è una tragedia anche per loro e è normale, dopo tanti anni che si lavora in un posto si crea l'affetto, la socialità di una famiglia, una piccola azienda, quindi è normale che per loro sia un familiare. Tutti si sono stretti alla moglie e al figlio di 11 anni, compresi i compagni di classe delle scuole medie e del calcio Cessalto, centinaia di persone in una vigilia di Natale segnata dal lutto. Molto triste per Cessalto, un'intera comunità, quella albanese e quella italiana, a piangere la scomparsa di Dritan e dargli il giusto saluto. Un ragazzo, un giovane uomo che aveva scelto Cessalto per vivere, per far crescere la propria famiglia. Era un bravo ragazzo, un lavoratore, ci conosciamo da tanti anni e niente, siamo rimasti tutti male. Tra gli amici di Dritan anche Giorgio, il sacrestano del paese, che torna quel maledetto mercoledì mattina e ha una telefonata mancata. Avevo chiamato, era le 10:30 così, perché mi avevano detto che era calato l'elicottero lì alla cantina e volevo sapere cosa era successo. E questo posso dire solo. Il telefono suonava a vuoto. Il telefono suonava perché non mi rispondeva, poi ho chiamato un altro dipendente là e mi ha detto che era successo questo. Aiutava tutti, sì, in parrocchia qualche volta, anche lui ci dava una mano, il calcio, su tutto. Guardi, è una cosa... Non ho parole, mi dispiace.